Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il lavoro a 360 gradi. Cominciamo la puntata parlando del Collegio Geometri laureati della provincia di Verona, perché proprio in queste ore fumata bianca, nuovo presidente che oggi andiamo ad incontrare per voi. Colgo una eredità sicuramente abbastanza pesante, perché arrivare dopo un mandato come quello condotto da Fiorenzo Furlani è sicuramente impegnativo per la passione, per la dedizione, per tutto quello che ha dimostrato Fiorenzo in questi 4 anni nei confronti della categoria e di tutti gli iscritti. Ovvio, io ho lavorato a suo fianco come segretario, quindi non posso che raccogliere sicuramente quanto da lui già tracciato e portare avanti con lo stesso impegno, con la stessa dedizione, con la stessa passione il voler bene per la nostra professione. Il collegio, quello dei Geometri di Verona, tra i più attivi nel Veneto, con una grande squadra, ma vogliamo ascoltare dalla voce del già presidente Fiorenzo Furlani che cosa sente di aver lasciato al collegio e alla città di Verona. Mi auguro, mi auspicio di lasciare una traccia positiva nel mio operato di 24 anni. Lo raffiguro come un baule dove all'interno ci lascio varie cose, vari valori personali. Lealtà, correttezza, disponibilità, condivisione, professionalità, è un elenco lungo, aggiungo serietà, il fare, non le chiacchiere, quindi la concretezza. Direi anche un po' di esperienza e saggezza, il giusto equilibrio di affrontare soprattutto i problemi. Lascio inoltre in questo metaforico baule anche tante iniziative, tante idee, tante attività svolte, sempre a favore della categoria del collegio. E è importante anche lascio l'entusiasmo, la passione e quindi tanta voglia di fare. Questo è determinante e quando tu hai la passione e l'amore, tra virgolette, di quello che stai facendo, superi anche i momenti difficili, che ce ne sono stati, però è importante arrivare alla conclusione, chiudendo il baule, che le cose sono quasi un po' tutte a posto. Una squadra che si consolida, tant'è che Nicola Turri ricoprirà il ruolo di vicepresidente del Collegio di Verona, al quale abbiamo chiesto che cosa si aspetta per i prossimi anni, ma soprattutto quale sarà il suo impegno sia per il collegio ma anche per la formazione. Saranno 4 anni di lavoro, speriamo di innovazione, abbiamo un gruppo giovane, abbiamo rinnovato, siamo passati da 15 consiglieri a 9 consiglieri, ma la voglia di lavorare è ancora tanta, abbiamo ridistribuito appunto anche le cariche in tal senso, per cui ci auspichiamo effettivamente che siano 4 anni di lavoro decisamente migliori di quelli che abbiamo appena passato, vuoi per il periodo dal punto di vista pandemico, vuoi per tutte le situazioni che abbiamo avuto e che abbiamo avuto la fortuna di portare a casa favorevolmente. A ricoprire il ruolo di tesoriere Luca Marchi, geometra, che abbiamo incontrato per voi. Il mio impegno sarà quello di continuare ciò che il presidente uscente Fiorenzo Furlani ha costruito con tanto lavoro e tanta passione nella nostra provincia di Verona. Infatti la categoria professionale dei geometri ha assunto veramente importanza nella società di tutta la provincia per merito dell'operato del consiglio uscente. Io sono convinto che il nuovo consiglio, il nuovo presidente, il nuovo segretario e io riusciremo insieme a tutti gli altri consiglieri a portare avanti queste bellissime iniziative che sono state costruite con passione, con tempo e con tanto lavoro per mantenere la figura del professionista geometra protagonista nella società veronese. Nel prossimo servizio torniamo a parlare di un biennio specialistico dell'Università di Verona dedicato all'intelligenza artificiale che sta riscuotendo molto interesse. Per questo ne parliamo, torniamo a parlarne insieme ad Alessandro Farinelli. Allora, si possono iscrivere gli studenti che hanno delle forti conoscenze, diciamo, tecniche, e quindi chi ha seguito dei corsi di laurea in informatica, ingegneria informatica, ma anche chi ha seguito dei corsi di laurea in matematica e fisica, come esempio.
e diciamo che il corso si rivolge comunque a una parte fondamentale, fondazionale sull'intelligenza artificiale, che è fortemente orientata agli aspetti tecnico e diciamo matematici e ingegneristici. Continuiamo a parlare di intelligenza artificiale, di quanto sia importante, lo facciamo insieme a Marco Giardino dell'Agenzia Spaziale Italiana. Le competenze di intelligenza artificiale stanno rapidamente diventando delle competenze chiave nella ricerca scientifica in ambito spaziale. L'evoluzione delle tecnologie spaziali sta portando a realizzare missioni in grado di produrre una crescente quantità di grandi dati osservativi. Per lo sfruttamento scientifico di questi grandi archivi, la tendenza è quella di definire, o anzi ridefinire, il processo stesso della ricerca, inserendo quindi le tecniche di intelligenza artificiale a supporto dell'analisi scientifica dello scienziato. Ad esempio, nel campo dell'osservazione di obiettivi scientifici tramite sonde remote, quindi appartenenti alle missioni spaziali, si contano numerose pubblicazioni di studi basati sul deep learning. Solo nel 2021 ne sono state contate circa 300 solo per quanto riguarda le tecniche basate su GAN, le reti Generative Adversarial Network, che è una tecnica particolare del deep learning. Un master, quello dell'Università di Verona, dedicato all'intelligenza artificiale, che risponde sicuramente alle molteplici esigenze del mercato. Perché questo biennio può diventare estremamente attrattivo? L'abbiamo chiesto sempre a Marco Giardino. Diciamo, al di là del richiamo ovvio dovuto all'attuale enfasi mediatica su queste tematiche, un master potrebbe attrarre profili professionali eterogenei, formando quindi figure che possano integrare le conoscenze nel loro ambito di provenienza con quelle del mondo dell'intelligenza artificiale. Considerato quindi che l'interdisciplinarietà è da più parti indicata come una qualità chiave in questo campo, i vantaggi occupazionali sarebbero evidenti dal mio punto di vista. Il mondo dell'intelligenza artificiale è sicuramente affascinante, ne abbiamo voluto parlare insieme a un ex studente dell'Università di Verona, Walter Riviera. Il mio percorso di studi è iniziato a Verona, al Dipartimento di Informatica, in un corso di informatica multimediale. Ho finito il triennio con una tesi in Signal Processing, per poi continuare nella magistrale in Visual Computing e Pattern Recognition, che è stato un po' il precursore di quello che oggi è intelligenza artificiale per tutto il mondo. Attualmente lavoro per Intel, sono lo specialista tecnico per Europa, Sud-Est asiatico e Africa e coordino un po' tutti i progetti all'interno della regione. E un mondo affascinante con l'intelligenza artificiale, perché ha un po' scombussolato le carte, che non è più una sola tematica. Infatti ci richiede di stare sempre aggiornati, perché la tecnologia evolve ad una velocità incredibile, però in questo caso è proprio un'unione di diverse tecnologie, quindi bisogna sapere un po' di data science, quindi tanta teoria, tanta matematica, un po' di infrastrutture. Intel ovviamente è leader nell'hardware e quindi come costruire le infrastrutture del domani, perché oggi per esempio stiamo vedendo che l'importanza, grazie all'intelligenza artificiale, i dati hanno acquisito molta più importanza, quindi ci sono delle nuove leggi e i server che prima chiedevano ai laboratori di ricerca di spostare i dati all'interno dei server, adesso sono i server che raggiungono i dati, e la sicurezza informatica. Quindi è proprio un mix di queste diverse discipline che stanno un po' tutte convergendo sotto un unico ombrellone, sotto un unico nome. Poi come esperienza da ex studente, tra le skill che ho avuto modo di vedere, probabilmente quelle che ho acquisito quando mi sono laureato mi hanno aiutato all'inizio, proprio perché la tecnologia evolve così velocemente. Quello che però ha aiutato tanto, specialmente ad entrare in una big corp, sono le skill umane, interazionali, perché si ha a che fare con dei ritmi veramente indiavolati e sapere mantenere il sorriso e il sangue freddo quando ci sono tante cose che spuntano da ogni dove è una skill che forse bisogna portare. La si può raffinare, ma bisogna portarla. Le competenze tecniche, per definizione, con la tecnologia che si evolve così velocemente, le devi sempre rinfrescare, quindi le puoi acquisire mano a mano, ma altre skill le devi portare tu. Per me l'Università di Verona, questo dipartimento, è stata una scuola di vita più che una scuola di curriculum. Ho imparato tante cose
Ci sono alcune cose che sono uguali un po' a tutte le università, la frustrazione degli esami, le cose che bisogna affrontare in quell'età. Però come palestra è stata sicuramente indispensabile, perché avere a che fare con tanti docenti molto giovani che fanno tanta ricerca non lo si apprezza subito, ma lo si apprezza dopo, perché ti fa una forma mentis così teorica che poi è quello che ti fa la differenza, soprattutto all'estero, dove invece hanno molto più percorsi dedicati su tool. Qui le spalle grosse che mi ha permesso di sviluppare questa università ancora ne trago beneficio. Sul corso in sé la mia scelta ai tempi era un semino. Io, grazie a quello che avevo imparato qui sul machine learning, sulla tesi che ho fatto alla magistrale fondata tutta sul machine learning, quando ai tempi il machine learning era solo per laboratori di ricerca, è stato quello che mi ha permesso di entrare alla Intel, perché quando ho mandato il curriculum c'era pochi talenti con quelle skill sul CV, e anche oggi, grazie all'esplosione che c'è di questa tematica, i talenti sono comunque pochi e siamo costantemente alla ricerca, ma già ai tempi avevo un qualcosa che gli altri non avevano, che non era così facile. Poi dipende sempre da quanto tu ci investi, però questa era la palestra giusta e porto solo dei bellissimi ricordi, non solo a livello educativo ma anche come esperienze, perché comunque sei veramente circondato da gente che l'innovazione la respira con la massima umiltà tutti i giorni. Ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, ma restate con noi con il lavoro a 360 gradi. Raffinati oggetti esprimono gusto e personalità, e i sogni volano. Bagliori accesi rischiarano il buio e gli occhi brillano. Benetti, le gioie della vita. Che cosa si aspettano gli studenti da questo biennio dedicato all'intelligenza artificiale? Sentiamo. Ho scelto il percorso di studi magistrali in ingegneria e scienze informatiche qui a Verona, principalmente per il fatto che davano la possibilità di costruire il proprio percorso di studi in base ai propri interessi, e in particolare nel mio caso l'interesse è appunto l'intelligenza artificiale, e gli esami che ho scelto sono in parte quelli che poi verranno appunto spostati nella nuova laurea. L'intelligenza artificiale è dappertutto, magari non ce ne accorgiamo, ma anche nelle cose più banali c'è un fondo di intelligenza artificiale, di machine learning, di analisi dei dati, siamo circondati da dati ovunque. È bello capire cosa c'è sotto e come funziona, magari contribuire anche a far funzionare meglio quello che già c'è, si spera. Se vogliamo sognare in grande, comunque io mi vedo rimanere nell'ambiente della ricerca. Potrebbe essere anche qui all'Università di Verona, che comunque se sta bene è un bel posto in cui stare, non mi farebbe paura spostarmi all'estero, vediamo. Sicuramente a livello personale qui in particolare è un ottimo ambiente in cui stare, i ragazzi sono amici, sei qui, alla fine consideri casa stare qui perché sei qui 10-12 ore al giorno in estate, in agosto siamo qua tutti. È bello, ti senti bene, e lavorare in un posto in cui ti senti bene sicuramente lavori più volentieri e non sembra neanche di lavorare alla fine. Allora, io studio informatica qua a Verona e ho scelto questo percorso perché questa è una passione di famiglia, perché anche mio padre lavora con l'informatica, fa il programmatore, e anche mia sorella si è laureata pochi mesi fa, anche lei qua. Da questo biennio che doveva partire io mi aspetto molto, essendo l'intelligenza artificiale in una forte ascesa negli ultimi anni, e quindi mi aspetto di raggiungere un buon livello e soprattutto di poter sfruttare questa nuova tecnologia e, perché no, di svilupparla e continuare nella ricerca di questo percorso. Di questo biennio mi affascina molto il vedere fino a che limite può portare questa nuova tecnologia e cosa è in grado di fare, perché tuttora io non so cosa posso fare e vedo l'infinito davanti a me, non vedo limiti, quindi magari anche facendo questo biennio posso capire meglio i limiti e come si può sfruttare al massimo questa intelligenza artificiale. Tra 10 anni mi piacerebbe avere un'azienda mia, mi
un'impresa mia, sempre nell'ambito dell'informatica, e perché no, magari bella avviata e star bene. Si conclude anche questa puntata dedicata al mondo del lavoro, a come cambia, quali sono le tante opportunità che ci aspettano per il futuro. Io vi aspetto puntuali la settimana prossima con il lavoro a 360 gradi per raccontarvi tante storie dedicate al mondo del lavoro.